Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando in queste puntate questo processo interessantissimo di dissoluzione della coscienza arcaica, della coscienza della civiltà arcaica, della coscienza dell'uomo arcaico, per vedere sorgere una nuova coscienza, la coscienza dell'uomo antico. Questo processo è lunghissimo, ma arriva alla sua piena maturazione nel VI secolo. Perché proprio nel VI secolo? Perché nel VI secolo avvengono alcuni fatti magari secondari, che a volte si studiano sui libri, ma che non vengono compresi nella loro radicalità, nella portata rivoluzionaria che essi comportano. Il primo fatto è l'introduzione sempre maggiore, progressiva, quindi non un'introduzione massiccia, ma progressiva della scrittura. Scrivere non soltanto per le necessità quotidiane, ma anche per esprimere un pensiero, favorisce la nascita di un sistema concettuale più complesso. Ci sono quindi a disposizione dei termini e dei modi di articolare le parole più complessi che nel passato. Siamo di fronte quasi a un nuovo stadio dell'evoluzione dell'umanità, che ha di fronte la possibilità di esprimersi in maniera completamente diversa da come faceva precedentemente. Un secondo elemento assolutamente importante di quest'epoca, di questo VI secolo, è connaturato al fatto che durante questi anni avvengono i primi scambi commerciali. Questi scambi commerciali, uno dice scambi commerciali sono sempre avvenuti, certo sono sempre avvenuti, ma avvengono per la prima volta non attraverso un sistema riferito a una forma di baratto, di scambio, di merci, ma avvengono di fronte a un sistema, a fronte di un sistema che in qualche modo individua una moneta, individua un denaro, individua un soldo, individua quindi qualcosa che garantisce il valore. Uno dice, bene, l'invenzione dei soldi che cosa potrà mai comportare? No? Un'invenzione ancora rozza, grezza, comporta il fatto che alle cose si riconosce un valore che va al di là, e questo è molto importante, un valore che va al di là del valore soggettivo, ma un valore che può essere riconosciuto tale sia nella Ionia che ad Atene che nella Magna Grecia. Quindi sistemi di pensiero più complessi, il riconoscere di valori che vanno al di là della soggettività. Pensate, cos'è il denaro? Il denaro è riconoscere alle cose un valore che va al di là di quello che è il valore emotivo, cioè un valore oggettivo, che poi sappiamo è declinato da tanti fattori socio-economici, ma questa è una scienza che si sviluppa successivamente. E poi il proliferare delle città, questo l'abbiamo visto nella parte storica che abbiamo fatto qualche tempo fa, il proliferare delle città favorisce il proliferare di leggi. E anche questo è un elemento non banale, no? Leggi ne abbiamo viste, da Hammurabi, tutti avevano delle leggi, ma il fatto che più città che erano in contatto fra di loro avessero leggi affini, introduce nel mondo, nel pensiero greco, l'esistenza che esistono delle leggi, l'idea, l'intuizione, che esistono delle leggi che vanno al di là della contingenza, delle leggi che vanno al di là di quello che immediatamente può sembrare la convenienza di una città sull'altra. Esistono leggi universali, esistono valori universali, esistono pensieri complessi. Sommate questo a una nuova capacità di leggere le cose, a una nuova capacità di avere coscienza della realtà non più dal centro di Atene ma dalla periferia della Ionia e della Magna Grecia, e avrete capito perché il VI secolo è il secolo in cui la coscienza arcaica tramonta definitivamente e si afferma la coscienza antica. Si costruisce in quest'epoca tutto quello che serve a parlare in modo nuovo, a parlare con un atteggiamento, con un'intenzione nuova. È quella che noi chiamiamo filosofia. La raccontiamo qui, la raccontiamo a Storie, domani.